tutti. È bello quest'oggi poter celebrare la festa del 2 giugno, il ricordo di quel 2 giugno del 46 in cui l'Assemblea Costituente ha iniziato i lavori. Ha dovuto attendere il 22 dicembre del 47 per avere poi la Costituzione che entra in vigore nel 1 gennaio del 48. Sono stati 2 anni intensi, dentro i quali c'è stata la possibilità di avere e di realizzare una visione che era quella dell'Italia e un sogno che era l'unità. 2 articoli della Costituzione mi hanno solleticato in questo giorno. L'articolo 3: tutti i cittadini hanno una pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua o di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, ed è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini. Penso che davvero, usciti ormai dal periodo del Covid, questo sia un augurio e un impegno per il nostro sindaco e la nostra amministrazione, poter ripartire dalle nostre radici. E l'articolo 7: lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani e i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. È la stessa Costituzione che riconosce uno stretto legame tra il sindaco e il parroco, senza timori e interessi. Il nostro unico interesse è il bene comune della comunità. Quindi a voi un augurio e Dio benedica l'Italia. Buona festa della Repubblica. Ringrazio innanzitutto Don Damiano per essere qua con me oggi, a rinsaldare un po' quel legame di cui abbiamo sempre discusso, cioè del fatto che non c'è una realtà civile, una realtà religiosa, una realtà militare, ma in realtà c'è una realtà unica che è la comunità di Teo di Po, la comunità che noi rappresentiamo, la comunità che abbiamo l'onore e l'onere anche di rappresentare, di rappresentarla sempre al meglio. Come si diceva prima, giustamente il 2 giugno è la festa della Repubblica. È una festa che, come dico sempre, in Italia non l'abbiamo mai fino in fondo compresa, perché difatti si è ritornati a festeggiarla con Ciampi, perché prima era una delle cosiddette feste soppresse. Il che fa un po' specie, nel senso, tu festeggi la nascita della tua Repubblica, festeggi la nascita, di un percorso che è nato dall'Unità d'Italia, quindi un percorso che sta durando ancora adesso, che è durato anni, però te ne dimentichi, probabilmente perché siamo un'eterna nazione di conflittualità dove rinvanghiamo magari ancora tanto di quel passato che ci ha fatto soffrire, che ci ha diviso come nazione, ma che però ci ha portato alla Repubblica, cioè dopo tutto un periodo di sofferenze, di atrocità che ha contraddistinto la Seconda Guerra Mondiale, che forse è stato l'apice delle brutalità per quanto riguarda l'umanità, ci ha portato comunque ad una rinascita, ad un ripartire come nazione e appunto a creare questa Repubblica. Noi passavamo da un periodo legato alla monarchia, dopo il referendum costituzionale appunto, e siamo giunti a questo strumento magnifico che è la Repubblica, è la forma di governo che secondo me rimane sempre la migliore. Perché la migliore? Perché ha tantissimi difetti, perché ha un processo decisionale lungo, ha un processo decisionale che delle volte sembra non funzionare, però resta pur sempre la miglior forma di governo, perché ti assicura la partecipazione di tutti, ti assicura la libertà soprattutto di tutti, che è un punto fondamentale, perché se alle volte siamo un po' attratti dall'uomo solo al governo, e qua in Italia ci succede spesso, c'è l'uomo forte, l'uomo che decide, l'uomo che sa non quello che lui vuole, l'uomo che sa quello che vuole la nazione, però nello stesso tempo vendiamo quella che è una parte fondamentale di noi tutti, la nostra libertà. Ben inteso, la libertà di non fare quello che si vuole, essere quello che si vuole, ma la libertà di essere, di crescere, di poter
aumentare quella che è la propria conoscenza, la propria voglia di essere parte di una comunità. Ed è questo secondo me il significato più importante della festa della liberazione, ed è anche il motivo per cui, della festa della Repubblica, ed è anche il motivo per cui si chiama festa, perché è un qualcosa da festeggiare, un qualcosa di importante, un qualcosa di significativo per la nostra comunità. Ed è anche il fatto per cui siamo qua oggi, nonostante la coda, gli ultimi strascichi di questa pandemia, per voler ricordare ancora di più la festa della Repubblica e soprattutto quello che la Repubblica ci ha portato con i suoi tanti difetti, ma soprattutto con i suoi innumerevoli pregi. Quindi veramente una buona festa della Repubblica a tutti quanti, un buon 2 giugno a tutti quanti, e che il ricordo della nascita travagliata di questa Repubblica ci sia sempre da faro e ci illumini sempre la strada sul futuro che ci aspetta. Adesso abbiamo un'altra importante ripartenza e sono sicuro che, come abbiamo affrontato come Italia, come nazione, come comunità tempi bui in passato, riusciremo anche questa volta a ripartire e ridare slancio ad un nuovo inizio per la nostra comunità. Quindi buona festa della Repubblica e buon 2 giugno a tutti quanti.